Nuova aggressione ai danni di un dipendente a CTV, stavolta una donna aggredita a Chirignago a bordo del bus numero 7 nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre corrente, aggredita perché doveva emettere una sanzione pecuniaria. L'aggressione perché il biglietto non era conforme al titolo di viaggio previsto, da qui prima il parapiglia con le offese e le parole pesanti nei confronti del controllore donna, poi la vera e propria furia fisica con l'aggressore che l'ha spinta violentemente a più riprese contro le pareti e le porte del bus davanti ai tanti passeggeri presenti, terrorizzati e attoniti al contempo. Il soggetto è andato in escandescenza e c'è stato un alterco. L'autista ha fermato l'autobus, ha chiesto soccorsi, sono arrivati sia il 118 che le forze di polizia che poi hanno provveduto a fermare e identificare il soggetto. L'aggressore è un dipendente di una cooperativa sociale di cui ACTV si serve in subappalto per alcuni servizi accessori, come quello dei presidi dei Pontile Venezia. E quindi definirlo collega è un po', diciamo così, una forzatura allargata in questo senso. Poi è un lavoratore anche lui, bisognerà capire qual è stata la dinamica, ma certo che un'aggressione non può essere mai giustificata. Ora la dipendente CTV aggredita si trova a casa ancora in stato di shock, così i colleghi che l'hanno sentita in infortunio sul lavoro. Nelle prossime ore a Venezia, in prefettura, l'importante incontro col prefetto Darcopellos per la firma e la stipula di un protocollo sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto. Tra le forme di repressione previste anche il DASPO.